Buon pomeriggio dal Palaviena di Selargius per assistere al play-out salvezza tra il San Salvatore e la Virtus Cagliari, una sfida nella sfida tra due formazioni isolane. Una resterà nel campionato di Serie 2, l'altra ovviamente per l'altra si apriranno le porte della Serie B, quindi la retrocessione, a meno che non vinca la Virtus e si andrà a gara 3. Quindi il risultato della vittoria per entrambe le formazioni è quasi d'obbligo, una per salvarsi, l'altra per allungare la sfida a gara 3 tra la formazione allenata da Fabrizio Staico, vale a dire il San Salvatore, che partirà con il quintetto. Questo ci è già arrivato nel pre-gara con Cordola, Lussu, Mura, Arioli e Gagliano. Aspettiamo invece il quintetto in casa Virtus del coach Iris Alicia Ferrazzoli. Buon pomeriggio ad Alessandro Carta, ancora qui dalla parquet del Palaviena di Selargius. Gara 1 è finita con la vittoria esterna per le ragazze di Fabrizio Staico per 60-56, un +4 che naturalmente ha mandato nel bonus, o meglio ha regalato un bonus alle giallonere per arrivare a questa salvezza nel campionato di Serie 2, salvezza che effettivamente sarebbe potuta arrivare con largo anticipo, visto il campionato, soprattutto una parte del campionato per Arioli e compagne, che poi si sono un po' complicate la vita. Invece ha galleggiato comunque sempre nella parte bassa della classifica la Virtus di coach Ferrazzoli e si gioca naturalmente le ultime chance in questo play-out tra due formazioni isolane. È andato in scena l'inno di Mameli nel pre-gara, inno cantato da tutto il pubblico del Palaviena, dalle giocatrici. Io lo faccio notare perché comunque effettivamente è una cosa un po' particolare. A me ha fatto effettivamente molto piacere, anche coach Iris Alicia Ferrazzoli, nonostante non sia italiana, ha cantato l'inno di Mameli. Tutto pronto, si aspettano i quintetti, dirigeranno l'incontro il signor Lorenzo Lupelli e Mirko Picchi, questi i due arbitri dell'incontro. Come vi ho detto, il San Salvatore parte con Anna Lussu come play con la maglia numero 6, poi Cordola, Francesca Mura, Cinzia Arioli e Delia Gagliano. Questo il primo quintetto di coach Fabrizio Staico. Aspettiamo invece le giocatrici della Virtus che entreranno in campo con la numero 20 Pastena, il quintetto vede in campo sicuramente anche la numero 6 Giorgeva, poi la numero 10 Orsini, poi la numero 23 Pellegrini. Via via andiamo a completare il quintetto con la numero 17, vale a dire Giada Podda. Si aspetta la palla a 2 sul centro del campo. Vediamo la numero 10 Orsini e la numero 3 Ilenia Cordola. Primo quarto, arriva il direttore di gara, palla 2 vinta questa volta dalla Virtus, che però va subito a rischiare di perdere il pallone. La prima ripartenza della Virtus, il primo canestro del numero 6 Giorgeva, +2, naturalmente 2-0 per la Virtus contro il San Salvatore. Lussu in palleggio, esce dalla zona calda Gagliano, il palleggio di Mura, arriva Arioli nella zona del perimetro, ancora Arioli in palleggio, la conclusione poi di azione di Arioli, tocca il ferro, palla ancora in mano alla Virtus che riparte ancora con Giorgeva, palla dentro per la numero 10 che va sino in fondo e va a canestro, vale a dire la numero 10 Francesca Orsini. 4-0 il parziale della Virtus contro il San Salvatore. Movimento di Gagliano, il palleggio, la penetrazione ancora di Gagliano che va sino in fondo, non riesce ad andare a canestro, non c'è il fallo, può ripartire ancora la Virtus, palla intercettata ancora da Arioli. C'è il fallo della numero 20 Chiara Pastena su Arioli. Palla in mano al San Salvatore, da una parte l'esperienza di Cinzia Arioli, dall'altra naturalmente l'esperienza di Giorgeva. Ancora Lussu, va sino in fondo, palla che tocca il ferro, rimbalza 2 volte ed esce fuori dal ferro, riparte Giorgeva, c'è il
la penetrazione, lo scarico, palla recuperata ancora da Cordola che rimette subito in movimento Arioli sino in fondo, scarica per Lussu, la stoppata su Lussu, ancora palla in mano, la stoppata della numero 23 Pellegrini. Arioli sul punto di battuta, il movimento, c'è il tocco ancora di Giorgeva, ancora palla in mano alla San Salvatore, 8:41 al termine del primo quarto. Più 4 per la Virtus, Mura, palla dentro per Cordola, spalle a canestro, va Cordola sino in fondo, palla che tocca il tabellone, il ferro e poi ricade subito in campo. C'è il primo fallo speso da Cinzia Arioli sulla ripartenza della numero 10 Orsini. Ancora palla in mano per la Virtus, Pastena, il palleggio scambia ancora con Giorgeva, c'è il blocco, ancora Giorgeva che va in profondità, riceve ma palla messa in mano della play, Anna Lussu che riparte, lo scarico ancora per Arioli, adesso Cordola per Arioli, pallone fuori. La conclusione, la tripla di Arioli che accorcia le distanze, 3 per il San Salvatore, 4 per la Virtus. Ancora sino in fondo Orsini, palla che non tocca neanche il ferro, messa subito in mano a Cinzia Arioli che chiama lo schema, supera in questo momento la linea mediana del campo, pressata da Giorgeva, c'è il blocco di Gagliano, ancora Arioli sino in fondo. La finta di Arioli che va alla conclusione, palla comunque sporcata, palla in mano ancora di Arioli che tenta ancora la tripla dalla distanza e sono 2-2 di Arioli dalla distanza, più 2 del San Salvatore e sono 6 i punti di Cinzia Arioli in questa sfida. Ancora la Virtus, la penetrazione, palla che ricade in campo, preda di Francesca Mura, ancora Arioli in precarie condizioni fisiche. L'ex capitano del Cuscagliari, adesso Lussu, ancora la conclusione, palla che tocca il ferro, rimbalza, ancora messa in mano ad Arioli, ancora la tripla tentata da Arioli, questa volta sbaglia e sporca la sua media punti dalla distanza. Riparte ancora la Virtus e Mura che controlla la numero 23 Pellegrini sino in fondo, palla in mano ancora la Virtus, 6 minuti 50 secondi al termine del primo quarto, ancora 7 secondi per andare alla conclusione, la penetrazione di Giorgeva, c'è il canestro e il fallo in concomitanza di Cordola e Gagliano. La partita nella partita, Giorgeva da una parte, Arioli dall'altra. In lunetta la numero 6 Giorgeva allunga la Virtus, più 1 grazie al libero aggiuntivo. Si conoscono bene le due formazioni perché allo schema chiamato dalla giocatrice del San Salvatore risponde allo stesso modo Giorgeva, che fa notare alle proprie compagne, così come il coach Iris Frazzoli. Lo schema chiamato dalle giallonere è ovviamente la fase difensiva che si modifica in base all'attacco del San Salvatore. Palla in mano ancora di Arioli, il movimento, si libera Lussu, riceve palla per Mura, la conclusione di Mura che va a canestro, più 1 il canestro da 2 di Francesca Mura. Adesso palla lunga, Cordola sporca la traiettoria del pallone diretto alla numero 10 Orsini. Un altro cambio in casa Virtus, dentro la numero 1 Pugioni, dentro la numero 23 Pellegrini. Partita apertissima a 6:23 dal termine del primo quarto. Ancora Lussu che intercetta la rimessa in gioco da parte della numero 20 Pastena. Ancora rimessa in gioco, Gagliano non guarda la palla, guarda solo Giorgeva che va sino in fondo, palla che tocca il ferro, recuperato il rimbalzo ancora da Gagliano, riparte Arioli, arriva sino al verniciato nero, palla dentro per Cordola che però sbaglia la conclusione, poi ancora Cordola che recupera palla, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si riparte
con la ripartenza, scusate il gioco di parole, da parte della Virtus. Palla in mano a Pugioni, la tripla tentata da Pugioni, palla che tocca il ferro, ancora Arioli, non c'è un attimo di pausa in questo primo quarto, Arioli sino in fondo, la deviazione ancora di Pugioni. Ancora Arioli, palla giocata fuori per Lussu, riceve ancora Arioli, cerca e trova Cordola, palla ancora fuori per Lussu, la finta di Lussu, la penetrazione sul verniciato, i piedi ben fermi in terra e la mano calda di Anna Lussu che fa a referto. Cambiato il tabellone, c'è stato un errore in precedenza, 10 per il San Salvatore, 7 per la Virtus, 5:25 al termine del primo quarto, 2 falli a testa commessi dalle due formazioni. Adesso c'è il fallo commesso da Giorgeva su Gagliano, si ripartirà con la palla in mano al San Salvatore. Arioli sul punto di battuta parla con il direttore di gara, si riparte Lussu, il palleggio arriva nella zona centrale del campo, è lei che chiama lo schema, il blocco di Gagliano che poi si libera, palla dentro per Cordola, ancora Cordola sotto canestro, Orsini la limita, va a appoggiarsi al tabellone, pallone che rientra ancora in campo, riparte Giorgeva, la schiaccia a terra, ma ancora Cordola dalla parte opposta a recuperare posizione e pallone che poi affida e mette nelle mani esperte di Cinzia Arioli. Si riparte 4:50 al termine del primo quarto, ancora Mura, lo scarico per Gagliano, la tripla tentata da Gagliano, palla corta che si ferma addirittura nel ferro. Palla che torna in mano alla San Salvatore, si libera ancora Arioli, la tripla tentata da Arioli, palla che tocca il ferro, fa un giro e rientra in campo, il rimbalzo poi di Gagliano che però le sfugge, rete subito, palla in mano alla Virtus, la penetrazione ancora con Giorgeva che poi scarica sul perimetro, la tripla che va a segno da parte di Arianna Pugioni, c'è il pareggio della Virtus, 10 pari in questo primo quarto. Ancora Lussu cerca sul breve, ancora Cordola, Gagliano, c'è il fallo su Gagliano. Ancora palla in mano ad Arioli, movimento di Lussu che va a ricevere il pallone, pressata dalla diretta avversaria, vale a dire la numero 20 Pastena, ma va a canestro, ancora Lussu, +2 per il San Salvatore, si giocherà punto a punto. Adesso Giorgeva non va a canestro, l'ultimo tocco è del numero 3, vale a dire Simona Sorrentino, arriva il cambio, dentro Vargiu, fuori Pastena e arriva anche il time out. Il fischio del direttore di gara, rientrano in campo le due formazioni, subito la Virtus, poi arriva il San Salvatore, Francesca Mura che va sul punto di battuta, palla in mano alla formazione padrona di casa che riparte con il numero 6 Lussu, il palleggio, c'è il movimento, o meglio poco movimento di Arioli che sta a guardare lo schieramento delle proprie compagne di squadra, poi esce lei dai blocchi ma va alla conclusione Lussu, palla che tocca il ferro per 2 volte, rientra poi in campo Orsini, il palleggio, scarica per Vargiu,
Ancora Georgieva, contromovimento, va lei in profondità, va lei a ricevere sull'assist di Vargiu, poi scarica per la battuta corta dalla media distanza del numero 3 Sorrentino. Adesso Vargiu, la tripla tentata da Vargiu, palla che tocca il ferro, è corta, palla che poi termina a bordo campo. Ancora Arioli in palleggio. Arioli con un problema al ginocchio, vediamo naturalmente anche la fascia che indossa per giocare da qualche settimana. Limitato il suo rendimento nell'ultimo periodo, quasi decisiva contro il Cus Cagliari per lei la partita dell'ex, lo è stata con la Virtus e oggi ha detto presente per dare una mano alla propria formazione, per cercare di portare a casa questa salvezza. Adesso il Cordola dalla lunetta. Cordola questa volta sbaglia il secondo, 1 su 2, ancora Lusu per Mura da 2 punti, la conclusione di Mura, palla che non tocca neanche il ferro, Cordola non riesce a recuperare il pallone. Adesso la conclusione dall'angolo, il rimbalzo è di Orsini, poi c'è il fallo ancora di Cordola. Palla in mano alla Virtus, più 3 ancora per il San Salvatore. Esce dai blocchi Georgieva, non può ricevere, palla giocata per Orsini, la finta di Orsini, ancora Vargiu che esce dal perimetro, la conclusione, la tripla di Georgieva che va a segno. 13 pari il parziale in questo primo quarto, 2:30 al termine. Ancora Gagliano, il palleggio, palla che tocca il tabellone, poi tocca il ferro, il rimbalzo ancora di Cordola, palla dentro ancora per Gagliano che va sino in fondo e riporta a più 2 il San Salvatore. Vargiu, palla rimessa in mano alla numero 8 bianco-blu. Il palleggio adesso di Pugioni, palla che gira lungo il perimetro, Georgieva scarica, Orsini la finta, poi va alla conclusione da 2, palla che tocca il ferro, si rialza Georgieva, il rimbalzo ancora di Francesca Mura, palla messa in mano subito a Cinzia Arioli, il palleggio scarica poi per Gagliano, chiede palla ancora Arioli, la finta non va alla conclusione da 3, il pallone dietro la schiena per Gagliano, ancora il palleggio, 8 secondi, palla recuperata però adesso dalla Virtus con Georgieva che mette in movimento Orsini, si ferma Orsini, scarica ancora per Vargiu sotto misura sul verniciato, arriva alla conclusione di Pugioni, il rimbalzo poi di Sorrentino, affrontata ancora da Arioli. Sorrentino, Pugioni è libera di concludere dalla distanza, la tripla ancora di Pugioni. Vantaggio della Virtus, 15 per il San Salvatore, 16 per la Virtus, ma arriva ancora il canestro di Gagliano. Più 1 adesso per le giallonere. Ultimo giro di orologio per questo primo quarto. Ancora Georgieva che viene fuori a giocare il pallone, il palleggio, c'è il blocco di Sorrentino, Georgieva dalla distanza, palla che tocca il ferro, cade nelle mani di Cinzia Arioli che riparte. 35 secondi, ancora palla dentro per la numero 3 Cordola, Ilenia Cordola che va ancora al referto, più 3 per il San Salvatore, 25 i secondi ancora da giocare in questo primo quarto. Vargiu si fa lasciare il pallone in mano, poi Georgieva cambia idea, la tripla ancora di Georgieva, sta spaccando in 2 la partita almeno per la Virtus, è lei che sta tenendo a galla la formazione di coach Ferazzoli. Adesso l'ultimo tocco è di Lussu, si gira Lussu, occhiataccia verso il direttore di gara, palla in mano alla Virtus. Arrivano 2 cambi per il San Salvatore, fuori Gagliano e la numero 3 Cordola, dentro la numero 21 la Corte e la numero 23 Rondinelli.
Si rientra in campo, come vi ho detto, con Lussu, Mura, La Corte, Rondinelli e Arioli. Dovrebbe essere lei la quinta giocatrice in campo, anzi no, anziché Arioli c'è Gagliano. Palla in mano alla Virtus con la numero 1 Pugioni, poi Sorrentino, Giorgeva, palla lunga recuperata ancora da Mura, palla messa in mano a Lussu che poi non subisce fallo secondo il direttore di gara. Arriva la conclusione dalla distanza, ma arriva anche la sirena che chiude il primo quarto con il risultato di parità tra il San Salvatore e la Virtus, 19 per parte. Adesso 2 minuti e poi si rientrerà in campo per il secondo quarto di questa sfida che vale il playout salvezza tra le giallonere allenate da coach Fabrizio Staico e le bianco-blu allenate da coach Iris Alicia Ferrazzoli. Secondo quarto, palla in mano alla Virtus con Arianna Pugioni sul punto di battuta. Diamo un'occhiata ai quintetti. San Salvatore con Lussu in campo, Mura, La Corte, Gagliano e Rondinelli, come ovviamente ha concluso il primo quarto. Risponde la Virtus con Pugioni, Sorrentino, Giorgeva, la numero 8 Vargio e la numero 10 Orsini. Palla dentro per Orsini, controllata ancora da Gagliano, cade Orsini, poi scarica la tripla ancora di Pugioni, più 3 per la Virtus. Adesso Mura cerca e trova Lussu, la penetrazione di Lussu, palla che tocca il ferro ma cade ancora in campo. Si riparte con la palla in mano a Vargiu, palla dentro per Orsini, c'è il controllo di Gagliano che la stoppa, poi le prende anche il rimbalzo in faccia, poi sbaglia Gagliano per Lussu, poi Lussu cade, non riesce a recuperare il pallone, ancora Vargiu, la tripla di Vargiu, palla che tocca il ferro, sporcato ancora da Gagliano, ma arriva Lussu che prende e sradica il pallone dalle mani di chiunque le passi vicino. Ancora Lussu, scarica per Gagliano, il movimento di La Corte, ancora la penetrazione di La Corte, palla corta che tocca il ferro, il rimbalzo è preda della numero 3 Sorrentino. Riparte la Virtus ancora in vantaggio in questo secondo quarto, più 3 per le ragazze caglieritane. Ancora Vargiu, scarica verso Giorgeva, la penetrazione di Giorgeva, 4 secondi per andare alla conclusione. Ancora Giorgeva, la tripla di Giorgeva, palla che tocca il ferro, ancora Lussu, arriva lei prima di tutti e recupera il pallone. Adesso Gagliano cerca e trova Mura, palla in mano a Mura, ancora il movimento di La Corte, palla dentro per Rondelli, non c'è il canestro per la numero 23 giallonera, infrazione di passi per La Corte. Cambi in casa Virtus, fuori Orsini e Vargiu. Dentro la numero 20 Chiara Pastena e la numero 17 Giada Podda. Riparte la neoentrata Pastena, ancora Pugioni, chiama lo schema, palla che gira lungo il perimetro, ancora Giorgeva, palla giocata di prima intenzione di Pastena per non rischiare che potesse intercettare e recuperare la sfera. Ancora Francesca Mura, il palleggio, palla dentro, ancora Mura in pressing, poi Rondelli mette la palla nelle mani di La Corte, la penetrazione di La Corte arriva sino in fondo, poi scarica per Lussu, palla dentro, giocata per Rondelli che va a canestro, c'è il canestro della numero 23 l'italo-canadese Rondelli. 21 per il San Salvatore, 22 per la Virtus, 7 minuti 20 secondi al termine del secondo quarto, poi si andrà al riposo lungo. Adesso ancora la stoppata di Gagliano, Lussu in ripartenza, palla tabellone, ancora il vantaggio del San Salvatore con il suo capitano, con la numero 6 Anna Lussu, più 1 per le ragazze di Staico e c'è il time out chiesto dal coach della Virtus.
se lo recuperano ma stanno riniziando, a meno che non facciano il giro. Si riparte, palla in mano alla Virtus, 7 minuti 10 secondi al termine del secondo quarto, quindi prima di andare all'intervallo lungo di questa sfida, gara 2 dei play-out, salvezza tra il San Salvatore, che ha vinto gara 1 in casa della Virtus, e appunto la formazione cagliaritana, che deve cercare di fare risultato quest'oggi alla Palaviena di Selargius per allungare la sfida sino a gara 3. Ancora il rimbalzo recuperato da Sorrentino, la penetrazione di Giorgeva, scarica ancora per Sorrentino, arresta il piedi ben a terra, la conclusione sbagliata poi da Sorrentino, riparte Lussu sino in fondo, va Lussu, subisce il fallo, andrà in lunetta. Va in lunetta la numero 6 Anna Lussu, c'è il cambio, fuori la numero 20 Pastena, dentro ancora Vargiu. Primo tiro libero sbagliato da Capitan Lussu. Arriva il canestro del secondo tiro libero da parte della numero 6 giallonera, più 2 per il San Salvatore. Palla ancora stoppata dalla numero 6 Anna Lussu. Vargiu rimette in gioco per Giorgeva, ancora Vargiu, pallone di ritorno, poi c'è la conclusione da 3 della numero 7 Markovic. Adesso la tripla tentata da Giorgeva, sbaglia anche lei questa volta, poi recupera il rimbalzo, c'è il fallo, alza subito il braccio Rondinelli, fallo subito da Giorgeva. Va in lunetta Iva Giorgeva per la Virtus, 6 minuti 19 secondi al termine del secondo quarto, sbaglia il primo libero Giorgeva. Secondo libero messo dentro dalla numero 6 bianco-blu, ancora il blocco di Rondinelli, che però poi esce dai blocchi, riceve palla lei, ancora palla intercettata, non c'è fallo, riparte Giorgeva sino in fondo, c'è il fallo di Lussu. Doppio cambio per il San Salvatore, fuori Mura e Gagliano in campo sin dall'avvio di partita, le fa rifiattare coach Fabrizio Staico. Tiro libero messo dentro da Giorgeva, risultato di parità in questo momento tra San Salvatore e Virtus, più 1 adesso per la Virtus, con il secondo tiro libero messo a segno dalla giocatrice di coach Ferrazzoli. Ancora alla corte, palla in mano, si libera Arioli, ancora il palleggio di Arioli, la penetrazione di Arioli sino in fondo, palla che tocca il tabellone, non va però a canestro, riparte Giorgeva che ha birra ancora in corpo, che ha energia da vendere in questo secondo quarto. Ancora fallo subito dalla Giorgeva. Pronta Gagliano, fuori Cordola, dentro Gagliano. Più 1 per adesso per la Virtus, in lunetta ancora Giorgeva che va a segno con il primo tiro libero. Va a segno anche col secondo. 5:35 al termine del secondo quarto.
Ancora Arioli in palleggio. Arioli, arresto e tiro che va a canestro. Si fa subito sotto il San Salvatore, -1 per le giallonere. Padrone di casa, 26 per il San Salvatore, 27 per Giorgeva e compagne. 5:10 al termine. Ancora palla in mano della numero 17 Podda. Adesso c'è il fallo di Gagliano secondo il direttore di gara. Vargiu per la rimessa in gioco. Ancora Vargiu, pallone giocato forte verso la numero 7 Markovic, palla dentro per Sorrentino che va a canestro. +3 per la Virtus. Ancora Lusu, palla in mano a Gagliano, si gira Gagliano, c'è il fallo probabilmente su Gagliano, non fischiato dalla direttore di gara. Adesso c'è il fallo su Arioli, è lei però che commette fallo. In lunetta ancora Giorgeva, +4 per la Virtus. E arriva anche il +5 targato ancora a Giorgeva al riposo lungo. Andremo a vedere anche il tabellino di questa giocatrice. Su 31 punti penso che almeno la metà o quasi li abbia messi a segno proprio la giocatrice con la maglia numero 6 della Virtus. Ancora c'è il fallo questa volta della numero 7 Alessandra Markovic. La Corte scarica per Arioli, le finte di Arioli, si ferma Arioli ancora per la Corte, palla dentro ma c'è ancora il fallo della numero 7 Markovic che viene richiamata subito da coach Ferrazzoli. Ancora San Salvatore che riparte, ancora palla in mano ad Arioli, la tripla di Arioli e arriva a 29 il San Salvatore, 31 per la Virtus. Si rifà sotto la formazione, il quintetto di mister Staico. Ancora 4 minuti. Il tifo del Palaviena, palla giocata e appoggiata alla tabellone da parte di Sorrentino, ma arriva Gagliano che vince ancora il rimbalzo contro la diretta concorrente, la diretta avversaria. Adesso c'è il fallo ancora su Arioli, fallo di Podda. 5 falli commessi dalla San Salvatore, sono 4 quelli commessi dalla Virtus. Fuori ancora la numero 17 Podda, dentro la numero 20 Pastena. La Corte verso Capitan Lusu, la penetrazione di Anna Lusu che va sino in fondo, palla che tocca il ferro, rientra in campo. Non fortunatissimo il capitano delle giallonere. Poi l'ultimo tocco è della Virtus, palla in mano ancora alla formazione padrona di casa con la Corte. Sul punto di battuta ci sono i blocchi, c'è il movimento di Arioli, Arioli va ancora a canestro. +1, anzi sono pari, 31 pari San Salvatore e Virtus in questo secondo quarto. 3 minuti 20 secondi, la Corte adesso stoppa il servizio, l'iniziativa di Sorrentino, palla recuperata poi da Rondinelli, ancora Arioli, Arioli sino in fondo, palla tabellone, la penetrazione, la grinta, la rabbia di Cinzia Arioli che porta sul +2 le proprie compagne di squadra, la propria squadra. Riparte ancora Arioli, la forzatura questa volta di Giorgeva, palla per Lusu, pallone lungo, lo fa scivolare Lusu, poi palla in mano alla Corte, la tripla di la Corte, palla che tocca il ferro, poi Rondinelli la tiene in campo, c'è la stoppata ancora Rondinelli sotto canestro e c'è il vantaggio
ancora per la Virtus, per il San Salvatore. Sono 35 i punti della formazione padrona di casa, 31 quelle della formazione ospite, che adesso va ancora al referto con Sorrentino, più 2 per il San Salvatore. Palla in mano a Cinzia Arioli, arrivano i cambi in casa Virtus, fuori Sorrentino, dentro la numero 17 Podda, fuori anche Marta Vargiu con la maglia numero 8, dentro la mano caldissima, almeno sino a questo momento dell'incontro, di Arianna Puggioli. 2:25 al termine del secondo quarto. La penetrazione ancora di Gagliano, cerca dalla parte opposta alla Corte, però sbaglia l'intervento. Ancora la Virtus, la Corte sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone, che poi tocca il ferro, non evita l'intervento Arioli per non commettere fallo su Giorgeva, che va sino in fondo. Poi c'è il rimbalzo di Rondinelli sotto canestro, palla ancora tra le mani di Cinzia Arioli, arresto e tiro di Arioli, ancora la tripla di Arioli, il gesto verso la tribuna, il pugno chiuso alzato con la lingua fuori e il gesto come dire ecco qua, l'ho fatta anche questa volta. 38 per il San Salvatore, 33 per la Virtus. Naturalmente Arioli è lei che può cambiare le sorti dell'incontro per la propria formazione. Adesso si arrabbia anche con le compagne di squadra, più 3 per il San Salvatore. Gagliano, c'è il movimento ancora di Arioli, spalle a canestro, il palleggio di Arioli, la finta di Arioli, doppia finta, palla dentro per Gagliano, il pallone viene intercettato ancora dalla Virtus, che riparte con Giorgeva, la giocatrice probabilmente più sbagliata alla quale concedere la ripartenza. Adesso c'è la tripla anche della numero 20 Pastena e arriva il time out, ma arriva soprattutto il pareggio della Virtus, 38 pari a 1:07 dal termine, a 1:07 dal riposo lungo. E adesso il time out, 1 minuto 7 secondi al riposo lungo, 24 secondi di possesso palla per il San Salvatore, che ha già messo la palla in mano a Capitan Lussu, che supera la linea mediana del campo. Ancora Lussu in palleggio, 15 secondi ancora per andare alla conclusione. Arioli, c'è il movimento e il blocco di Rondinelli, la tripla ancora di Arioli, questa volta tocca il ferro e ricade in campo. Ultimo giro di lancetta per questo secondo quarto. Giorgeva, Pastena, palla in mano, ancora Pastena, il palleggio, arresto e tiro di Pastena che porta avanti la Virtus, più 2. (26 secondi al termine), 18 ancora di possesso palla per il San Salvatore, che potrebbe andare sino quasi al termine col possesso di palla. Adesso c'è il fallo su Gagliano, terzo fallo per la numero 17, vorrei dire Giada Podda. In lunetta Gagliano sbaglia il primo tiro libero. Ancora Gagliano a segno col secondo, più 1 per la Virtus. Ancora Giorgeva, 15 secondi al termine di questo secondo quarto. Ancora Giorgeva, il palleggio entra nella metà campo del San Salvatore e c'è il fallo fischiato contro la Corte. Andrà in lunetta ancora Giorgeva, 8 secondi al termine. Va a segno Giorgeva col primo tiro libero. Sbaglia il secondo, palla che rientra ancora in campo. Ancora Giorgeva, ha tutto il tempo di prendere la mira e andare a canestro. Un secondo, la conclusione di Lussu, palla che tocca il tabellone, rientra in campo. Si va al riposo lungo con il vantaggio
più 4 per la Virtus. Entra in campo coach Ferrazzoli per incoraggiare le proprie giocatrici, è un vulcano il coach della formazione cagliaritana. Si va al riposo lungo ancora sul parziale di 39 per le padrone di casa del San Salvatore, 43 per la Virtus. Palla in mano alla San Salvatore per questo terzo quarto di gara 2, play-out salvezza tra il San Salvatore in maglia giallonera e la Virtus Cagliari in maglia bianco-blu. 39-43 dopo il riposo lungo in favore della formazione ospite. Adesso diamo un'occhiata ai quintetti mentre c'è la penetrazione di Gagliano che va sino in fondo, palla che tocca il ferro e va a canestro, più 2 ancora per la Virtus. San Salvatore che è partito con lo stesso quintetto dell'avvio, vale a dire con Lussu, Mura, Gagliano, la numero 3 Cordola e la numero 8 Cinzia Arioli, autrice di 18 punti dopo i primi 2 quarti, mentre la Virtus parte con Vargiu Georgieva, autrice di 21 punti dopo i primi 2 quarti, e lei il top scorer di questa sfida. Poi con la maglia numero 20 Pastena, con la maglia numero 10 Orsini e con la maglia numero 3 Sorrentino. Adesso palla schiacciata a terra, passa palla verso Gagliano, non c'è il fallo, però palla ancora in mano alla San Salvatore, 2 contro 1 contro Gagliano che chiede comunque il fallo al direttore di gara. Non è così, palla ancora in mano a Gagliano, il palleggio, la penetrazione ancora a Gagliano, palla corta che tocca il ferro, che tocca il tabellone, ricade così in campo, riparte ancora Pastena, il pressing di Lussu. Adesso Vargiu, la tripla di Vargiu, palla che tocca il ferro, il rimbalzo ancora di Gagliano, il palleggio di Lussu che poi si ferma, aspetta il rimorchio delle proprie compagne di squadra, palla ancora in mano al capitano del San Salvatore, palla che tocca il ferro, ricade in campo, ancora il rimbalzo di Georgieva che poi elude l'intervento anche di Mura, c'è lo sfondamento di Georgieva non fischiato dal direttore di gara, ancora palla in mano a Vargiu, palla lungo il perimetro, Georgieva la tripla, palla che tocca il ferro, poi arriva l'intervento di Arioli, l'ultimo tocco è di Orsini, ma secondo il direttore di gara invece è di Arioli, che poi va anche a discutere con la giocatrice milanese, poi va a discutere anche con coach Fabrizio Staico. Fuori Vargiu, dentro la numero 1 Puggioni. Ancora palla in mano, ancora palla in mano alla Virtus. Palla giocata corta senza nessun tipo di pressione verso la numero 3 Sorrentino. Più 4 per la Virtus, il palleggio di Arioli controllata ancora da Georgieva. Ancora Arioli 1 contro 1, lo scarico per Cordola, ancora Arioli, scivola Georgieva, palla dentro per Gagliano, spalla canestro, il palleggio, arresto e tiro, palla che non tocca neanche il ferro, recuperata ancora da Georgieva che cerca e trova Puggioni, lo scarico verso Orsini. 7 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, adesso palla corta recuperata però ancora da Sorrentino, poi l'ultimo tocco è dell'altra numero 3, vale a dire Cordola, palla in mano ancora la Virtus. Pastena, palla intercettata questa volta da Arioli. Ancora Georgieva, palla in mano, lo scarico per Sorrentino, ancora Sorrentino, c'è il movimento per recuperare il pallone di Georgieva, la conclusione da 3 di Georgieva, poi l'ultimo tocco è della numero 15, va a dire Gagliano, non c'è il fallo su Lussu. Adesso la penetrazione di Mura sino in fondo, c'è il fallo sulla numero 7 Francesca Mura.
Ancora in lunetta Mura. Sette minuti 28 secondi al termine del terzo quarto. Mura sbaglia il primo tiro libero. A segno il secondo. Più 3 ancora per la Virtus contro le padrone di casa del San Salvatore. Palleggio di Giorgeva che scarica per Puggioni. 9 punti per Puggioni, autrice di 3 triple su 6. Adesso non si accorgono Gagliano e Cordola di essere una vicino all'altra. Tocca a Gagliano, manda a vuoto anche Cordola, palla ancora in mano alla Virtus. Perché ha resettato 24 secondi per sbaglio, per fare le cose se non le fa. Giorgeva cerca e trova Puggioni. Ancora Giorgeva. Il palleggio del numero 6 in maglia bianco-blu va sino in fondo, palla appoggiata al tabellone che va a canestro. 42 per il San Salvatore, 47 per la formazione ospite. Adesso Arioli, ancora Arioli sino in fondo, non riesce ad andare a canestro, si procura però il fallo. Va in lunetta l'ex capitano della Cuscagliari. A segno il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, poi Cordola va alla ricerca del pallone, ostacolata da Orsini. 43 per il San Salvatore, 47 per la Virtus, 6:25 al termine di questo terzo quarto. Ricordiamo che questa sfida è valevole per gara 2 dei play-out salvezza tra il San Salvatore e la Virtus Cagliari, un derby che manterrà in categoria una delle due formazioni e manderà in Serie B la perdente di questa sfida. Vincendo oggi il San Salvatore si chiuderebbero i giochi, vincendo la Virtus si andrebbe a gara 3. Ancora Puggioni, 45 i punti del San Salvatore grazie al canestro di Francesca Mura. 47 per la Virtus, ancora la penetrazione di Orsini controllata da Gagliano. Orsini, poi c'è il rimbalzo di Cordola che però poi non riesce a recuperare il pallone, la stoppata di Gagliano, il rimbalzo poi di Cordola. Ancora il palleggio di Arioli. Arioli cerca e trova ancora Gagliano, palla per Mura, ma c'è l'errore. Adesso fuori Cordola, dentro la numero 23 Rondinelli. Quattro falli gravano su Cordola in questo momento dell'incontro, quando al termine del terzo quarto mancano 5 minuti e 23 secondi, ma poi ci sarà anche il quarto quarto. Adesso la conclusione, la tripla tentata dalla numero 7 Markovic, il rimbalzo di Cinzia Arioli. Ancora Gagliano sotto canestro. Il pareggio del San Salvatore, lo schema chiamato da Giorgeva, il movimento di Markovic, ancora Markovic, palleggio Orsini verso Giorgeva, la penetrazione, lo scarico ancora per Orsini dalla breve distanza, il canestro
mano delicatissima per Orsini in questo frangente, più 2 ancora per la Virtus, ancora Mura, la penetrazione di Mura sino in fondo, palla che tocca il tabellone, poi il ferro, Gagliano recupera il rimbalzo e va a canestro. Adesso si sta giocando punto a punto in questo terzo quarto, punteggio fermo sul 49 pari in questo momento a 4:20 dal termine. Ancora Giorgeva, la tripla tentata da Giorgeva, il rimbalzo di Arioli, palla che tocca il ferro, riparte Arioli, chiama ancora il movimento delle proprie compagnie di squadra, il blocco di Rondinelli, palla schiacciata per Gagliano, spalla a canestro, si gira Gagliano, subisce questa volta il fallo. Arriva il time out. Terzo fallo commesso da Giorgeva, pesano naturalmente anche i falli sulla giocatrice più importante della Virtus. Rientrano sul parquet le due formazioni, i due quintetti per disputare ancora questi 3 minuti 58 secondi al termine del terzo quarto. Va in lunetta Gagliano. Il punteggio invece è fermo sul 49 pari, più 1 adesso per il San Salvatore. Va a segno anche il secondo libero, più 2 per la formazione Selargina, palla in mano a Giorgeva, ricordiamo gravata di 3 falli sino a questo momento dell'incontro. Vargiu si libera Markovic, palla dentro ancora per Giorgeva, lo scarico verso Orsini, la stoppata, l'ennesima stoppata ancora di Gagliano. Adesso arriva la tripla di Vargiu, palla che tocca il ferro, il rimbalzo ancora di Gagliano, è lei che sta facendo il bello e il cattivo tempo sotto canestro, palla in mano alla Corte. Ancora il palleggio di La Corte, cerca e trova Rondinelli, palla per Capitan Lussu, controllata da Markovic, ancora Lussu, c'è il pallone che termina oltre la linea di bordo campo, palla in mano alla Virtus. Palleggio di Vargiu che arriva nella metà campo della formazione padrone di casa. Orsini non riesce ad intervenire Mura, adesso palla fuori ancora verso Vargiu, il giro palla nel perimetro, Giorgeva la penetrazione, palla recuperata ancora, intercettata dalla Corte che riparte, pallone in mano, scarica per Mura, ancora Mura, trova Gagliano, esce dalla linea del perimetro, la tripla di Gagliano, la numero 15 Delia Gagliano porta a più 5 il San Salvatore, 54 per le giallonere, 49 per la Virtus. Ancora Sorrentino, la penetrazione, la stoppata di Mura, palla adesso intercettata per un momento da Lussu, poi arresto e tiro di Markovic, palla che tocca il ferro, il rimbalzo è ancora del numero 23 Rondinelli, poi esce La Corte in palleggio, scarica per Lussu, movimento ancora di Gagliano, la tripla di Gagliano, palla che tocca il ferro e rientra in campo, preda subito di Vargiu, il palleggio di Vargiu, c'è il fallo di Lussu e c'è il cambio, fuori Sorrentino, dentro la numero 17, vale a dire Podda. Si riparte, 2 minuti 8 secondi al termine del terzo quarto, ribaltata la situazione da parte delle ragazze del presidente Marco Mura, si riparte ancora Lussu sino in fondo, palla al tabellone, il canestro ancora del capitano, gesto di intesa con la compagna di squadra, 56 per il San Salvatore Selargius, 49 per la Virtus Cagliari. Ancora Giorgeva, riparte ma c'è l'intervento fischiato dall'arbitro più lontano rispetto al punto del pallone.
Secondo fallo per Capitan Lussu. Ma secondo te Ancora palla in mano per la Virtus. Pastena cerca e trova Georgieva, 13 secondi per andare alla conclusione. Ancora Georgieva, ma c'è lo sfondamento fischiato ai danni della numero 6, è il quarto fallo di Georgieva. Lo ricorda anche Pastena in faccia, le mette il numero 4. Poi protesta a distanza di Georgieva, graziata dai direttori di gara, viene richiamata subito in panchina da coach Ferrazzoli. Ancora il palleggio di Lussu. Rondinelli, palla ancora per Gagliano, palla che tocca 2 volte il ferro, termina dalla parte opposta, il rimbalzo ancora per la Virtus, il controllo di Lacorte sulla numero 1 Pugioni, c'è lo schema chiamato da Pastena. Ancora Pugioni, palla schiacciata in terra. Un secondo per andare alla conclusione, scadono i 24 secondi per la Virtus. La difesa forte del San Salvatore, palla in mano ancora alle padrone di casa di coach Staico. Il palleggio di Lussu va sino in fondo, c'è la stoppata su Lussu che cade anche male sul parquet, ma si rialza come se niente fosse, arriva di gran carriera in pressing sulla numero 11 Pugioni. 38 secondi ancora da giocare in questo terzo quarto, c'è il pressing ancora positivo da parte di Lussu, poi c'è il fallo fischiato alla Corte. Secondo fallo di Lacorte, 32 secondi da giocare, 12 per il possesso palla ancora della Virtus. Si libera Markovic nel verniciato, palla appoggiata alla tabellone che poi finisce a canestro. 56 per il San Salvatore, 51 per la Virtus. Palla in mano a Rondinelli, ancora il palleggio di Mura sino in fondo, palla al tabellone, ancora il canestro, la grinta di Francesca Mura. Adesso c'è l'intercetto del pallone da parte di Gagliano che non fa passare col fisico la numero 1 Pugioni. 4 decimi di secondo ancora da giocare, palla in mano alla Virtus. Termina così il terzo quarto, aveva già fischiato, erano già trascorsi i 4 decimi secondi nonostante il canestro di Orsini. Si chiude così il terzo quarto, 58 per il San Salvatore, 51 per la Virtus Cagliari. 2 minuti di pausa per giocarsi poi l'ultimo e decisivo quarto di questo play out di gara 2 tra il San Salvatore Serargius e la Virtus Cagliari. Palla in mano alla Virtus, palla in mano alla numero 6 Iva Georgieva, la giocatrice più forte, più pericolosa in casa Virtus, allenata da coach Iris Alicia Ferrazzoli, che sta spaccando in due, così come Cinzia Arioli dalla parte opposta. Cinzia Arioli che adesso sta rifiatando per probabilmente averla pronta in questo quarto e ultimo tempo. San Salvatore 58, Virtus 51. Palla in mano alla formazione ospite. Georgieva riceve palla sul perimetro, Pugioni non libera la tripla. 3 secondi va alla conclusione Georgieva, palla che tocca il ferro, ancora canestro per la numero 6 bianco-blu. 58 per il San Salvatore, 53 per la Virtus. Rondinelli mette palla in mano a Lussu.
Adesso palla intercettata, l'ultimo tocco è della numero 10 Orsini. Fuori la 10 Orsini, dentro la numero 3 Sorrentino. Adesso c'è ancora il tocco di Pastena. Ancora il fallo, questa volta della numero 20 Pastena. Quarto fallo anche per Pastena, si sta aggravando di falli con le giocatrici che hanno avuto forse il minutaggio più alto. La Virtus, adesso Rondinelli, la tripla palla che tocca il ferro, rientra sul parquet e preda subito di Giorgeva. C'è il pressing, c'è il controllo di Lussu che poi le ruba la palla e sguscia via nella metà campo avversaria. Lo scarico ancora per la Corte, palla fuori ancora per Rondinelli. La penetrazione di Rondinelli, palla a tabellone e poi sul ferro, ma c'è il fallo poi di Rondinelli, non fortunatissima la numero 23 giallonera. Riparte la Virtus, 8:45 al termine dell'incontro. 58 per il San Salvatore, 53 per la Virtus. Adesso palla recuperata sotto canestro da Sorrentino, il rimbalzo ancora di Rondinelli. Rondinelli arresto, la tripla invece tentata dalla Corte, poi c'è il rimbalzo tra Gagliano e Rondinelli, palla messa in mano ancora Giorgeva, ma c'è ancora l'intervento da dietro di Anna Lussu. Un'occhiata di Anna Lussu per vedere soprattutto con l'esperienza se stava rientrando in pressing Giorgeva, che carica di 4 falli. Adesso palla a tabellone, Rondinelli va al referto. Melissa Rondinelli ancora al referto, 60 per il San Salvatore, 53 per la Virtus che arriva a 55 con l'ennesimo canestro di Giorgeva. Gara 1 è finita 60-56, quindi ci sono ancora 7 minuti e 35 da giocare. Mura, la tripla ancora di Francesca Mura, che sta diventando sempre più importante nello scacchiere di coach Fabrizio Staico. Giocatrice dal grandissimo potenziale, soprattutto a livello giovanile, e poi purtroppo un infortunio gli ha rallentato un po' e gli ha ostacolato un po' la crescita. Adesso perde palla proprio Mura, c'è la ripartenza, va a canestro la Virtus. Mura per Lussu, 63 per il San Salvatore, 57 per la Virtus. Diciamo di Mura che adesso comunque sta ritrovando lo smalto migliore, il minutaggio che le compete. Anna Lussu sino in fondo, chiede anche il cambio alla panchina, pronta Cinzia Arioli per Anna Lussu che si piega sulle ginocchia. Anna Lussu, ancora un pallone sporcato e adesso arriva il cambio, già pronta a bordo campo la numero 8 Cinzia Arioli. Esce una giocatrice importante, entra una giocatrice altrettanto importante, non ci piace dire naturalmente più o meno importante, ma sono due giocatrici importantissime per coach Fabrizio Staico e per il San Salvatore. 6:26 al termine dell'incontro, 65 per il San Salvatore, 57 per la Virtus. Ancora in campo sia Giorgeva che Pastena, gravate entrambe di 4 falli. Ancora la penetrazione di Giorgeva, palla che tocca il tabellone, rientra in campo, va ancora al referto. Saranno più di 30 i punti in questo momento dell'incontro per la numero 6 bianco-blu. Ancora Gagliano, sino in fondo Gagliano, palla che tocca il ferro, poi rientra in campo
Rondinelli perde però il pallone, il contrasto, riparte la Virtus con Pastena, ancora palla messa in mano a Giorgeva sotto canestro, Sorrentino sbaglia, palla che non tocca nel ferro, nel tabellone, recuperato poi ancora da un'ottima Rondinelli. Ancora Rondinelli, adesso la Corte tenta la tripla. Vargiu, Pastena, il palleggio, ancora Vargiu, la tripla tentata e realizzata da Vargiu che accorcia ancora le distanze, 65 per il San Salvatore, 62 per la Virtus, 5:24 al termine dell'incontro e arriva il time out chiesto da coach Iris Alicia Ferrazzoli. Palla in mano al San Salvatore, 5:24 al termine dell'incontro, lo scambio ancora tra Lussu che è rientrata in campo al posto di Mura e Cinzia Arioli, il movimento adesso di Gagliano, palla dentro per Rondinelli, il canestro, il gioco a due tra Gagliano e Rondinelli, 67 per il San Salvatore, 62 per la Virtus, più 5 per le giallonere. Ancora Pastena, c'è il pressing di Lussu e Vargiu in palleggio contro ancora Lussu, è sempre Vargiu che riceve il pallone, la conclusione è corto, il rimbalzo di Rondinelli che quest'oggi sta veramente entrando nel vivo della partita. Ancora Gagliano, si libera la Corte che riceve Arioli, controllata ancora da Pastena, Giorgeva invece su Gagliano, ancora Arioli da due ma va a referto, ancora Cinzia Arioli, 69esimo punto per il San Salvatore, 4:10 al termine dell'incontro, più 7 per le padrone di casa. Adesso c'è Vargiu libera, la tripla tentata da Vargiu, palla che tocca il ferro, rientra in campo, il rimbalzo ancora di Gagliano, adesso Lussu, il palleggio, si libera la Corte, la penetrazione pressata ancora da Lussu, palla dentro per Rondinelli, questa volta il pallone è troppo lungo, arriva il cambio, fuori Markovic, dentro Sorrentino per il coach della Virtus. Il palleggio, ancora pallone dentro per Orsini, si gira Orsini, un'altra stoppata e un'altra palla recuperata da Gagliano, ancora Gagliano, è una delle lunghe di coach Fabrizio Staico, sta dando naturalmente sostanza ai centimetri sotto canestro, ancora Giorgeva, la penetrazione sino in fondo, palla che tocca il ferro, il rimbalzo di Sorrentino che va per due volte alla conclusione, poi ancora Arioli che recupera e sradica il pallone delle mani addirittura della compagna di squadra, vale a dire della numero 21 la Corte, ancora Lussu sino in fondo, ancora a canestro, Capitan Lussu sfonda il muro dei 70 punti, il San Salvatore. Giorgeva per Orsini, ancora la stoppata di Gagliano, ancora una stoppata sotto canestro da parte di Gagliano. Arioli, palla in mano, 15 secondi di possesso e arriva il quinto fallo di Giorgeva e penso che per la Virtus potrebbe arrivare il blackout con la giocatrice più rappresentativa e più forte della propria squadra che va a sedersi in panchina. Si chiude qui la sfida della giocatrice con la maglia numero 6 che adesso è a colloquio con coach Ferrazzoli.
c'è il cambio dentro Cordola. 2 minuti 25 secondi al termine, più 9 per il San Salvatore. Ancora Arioli, la tripla di Arioli, palla sporcata che tocca il ferro, poi c'è Rondinelli, esce lei con la palla tra le mani, doppio tentativo di canestro per 2 volte, sbaglia sotto misura. Ancora 120 secondi di gioco qui alla Palaviena di Selargius e adesso c'è il fallo sotto canestro. La 23 viene indicata dalla direttore di gara, quindi il fallo di Melissa Rondinelli. Fallo numero 2 per l'italo-canadese, si va al time out chiesto ancora da coach Ferrazzoli. Palla in mano alla Virtus, palla in mano alla Virtus, si riparte, palla intercettata ancora da Lusuger, va in ripartenza ancora Lusu, palla alla tabellone e arriva il punto numero 73 per il San Salvatore, 62 per la Virtus. 1:43 al termine dell'incontro, massimo vantaggio più 11 per le giallonere, rimbalza ancora sotto canestro, palla in mano di Cinzia Arioli, palla che tocca il piede della numero 20 Pastena, ma la recupera ancora Arioli. Sono i blocchi, poi Arioli rischia di perdere palla ma la recupera ancora, fa passare ancora secondi preziosi, ancora Arioli, c'è libera Rondinelli, la tripla di Rondinelli che va a portare il San Salvatore a 76 contro i 62 punti della Virtus, la tripla dell'italo-canadese. Adesso c'è il fallo di Lussu che alza subito il braccio. 1 minuto 10 secondi al termine di questa sfida. Dentro la numero 10 Denise Pinna per Capitan Lussu. Gli applausi sono per Anna Lussu, ma arriva anche il cambio di mura. Fuori Arioli, l'applauso di Arioli, l'applauso del Palaviena di Selargius. È tutto per la numero 8 del San Salvatore, per la numero 6 del San Salvatore, il capitano Anna Lussu e Cinzia Arioli, l'ex capitano della Cuscalia. Adesso la tripla tentata e arriva a bersaglio da parte di Vargiu. Più 11 ancora per il San Salvatore, la corte, il palleggio. Ultimi 60 secondi, c'è il fallo di Puggioni. 61 secondi al termine dell'incontro. Palla in mano alla numero 10 Pinna, c'è il fallo di Vargiu su Pinna. Si libera ancora la numero 10 Denise Pinna, il palleggio, c'è il raddoppio, addirittura sguscia via, palla tra le mani, lo scarico ancora per Rondinelli, la conclusione dalla distanza, poi c'è Cordola, è lei che tocca per ultimo. Time out ancora sul parquet del Palaviena di Selargius. 19 pari dopo il primo quarto, 20-24 per la Virtus al riposo lungo, 39-43 dopo il terzo quarto, quindi Virtus sempre in vantaggio. E adesso 76-65 invece per il San Salvatore. 45 secondi e 9 decimi alla conclusione di questa gara 2 dei playout salvezza tra il San Salvatore Selargius e la Virtus Cagliari, raccontata ancora da Directa Sport, sempre più la televisione dello sport isolano. Rientrano in campo le squadre. Palla in mano alla Virtus, ancora Vargiu,
palla in mano a Pugioni, la tripla tentata da Pugioni, palla che tocca il ferro, recuperata ancora da Mura, c'è il fallo poi di Pugioni sulla numero 21 La Corte. Secondo fallo di Pugioni, va in lunetta La Corte a segno con il primo tiro libero, a segno anche il secondo, sono 78 i punti della San Salvatore, 65 quelli della Virtus, più 13 per le ragazze di coach Fabrizio Staico. San Salvatore già in campo con La Corte, Mura, Pinna, Cordola e Rondinelli. Risponde la Virtus con Pugioni, Orsini, Vargiu, la numero 3 Sorrentino e la numero 20 Pastena. Ancora possesso palla e ancora Mura in anticipo su Pastena, poi sbaglia Mura, sbaglia il controllo del pallone, gli applausi del Palaviena, l'incoraggiamento di una giocatrice più grande e più esperta come La Corte. Ancora Virtus, 18 secondi alla termine. Vargiu, palla in mano, Pugioni, la tripla di Pugioni, palla che tocca il ferro, ancora Rondinelli che recupera il rimbalzo. Adesso c'è il fallo di Sorrentino, andrà in lunetta. Si alza il coro, va a segno ancora Rondinelli. Si alza il coro Serie A da parte del pubblico del San Salvatore. Rondinelli sbaglia il secondo libero, ma a questo punto dell'incontro effettivamente non cambia granché. 5 secondi, ancora la conclusione della Virtus, palla in mano alla numero 10 Pinna, ma termina qui l'incontro tra il San Salvatore e la Virtus con la vittoria anche in gara 2 da parte del San Salvatore allenato da coach Fabrizio Staico. 2-0 il parziale, va nel campionato inferiore, retrocede invece la Virtus di coach Iris Alicia Ferrazzoli, che si è giocata comunque le sue chance, si è giocata al meglio anche questa gara 2, per lunghi tratti è rimasta in vantaggio contro le giallonere, che poi sono uscite alla distanza con un quarto spettacolare. 79 per il San Salvatore, 65 per la Virtus Cagliari. Si chiude così questa gara 2 dei play-out sul parquet del Palaviena di Selargius con la vittoria delle ragazze di Fabrizio Staico. Quindi Anna Lussu e compagne portano a casa una salvezza che effettivamente avrebbero potuto ottenere e dovuto probabilmente ottenere con qualche giornata di vantaggio, di anticipo. L'abbraccio bellissimo tra Arioli e Giorgeva in lacrime, l'abbraccio della veterana Cinzia Arioli, che ne ha vissuto e ne ha visto tante partite come queste. Un bel gesto, c'è ovviamente sconforto nelle ragazze della Virtus, c'è felicità in quelle del San Salvatore, così come del pubblico seduto qui, che adesso è tutto in piedi sul parquet del Palaviena. Arriva la salvezza per il San Salvatore, arriva il verdetto, arriva la retrocessione per la Virtus. Vediamo anche le lacrime del numero 20 Chiara Pastena, ma una squadra giovane, una squadra comunque ben allenata come quella della Virtus, se non dovesse essere ripescata farà sicuramente la sua figura nel campionato di Serie B.
per Directa Sport dal Palavienna di Selargius è tutto. Un ringraziamento a Enrico Costa per le immagini, da Alessandro Carta è veramente tutto. In settimana poi troverete gli highlights, troverete la partita intera sul nostro sito e troverete naturalmente anche le interviste del post partita. Ancora dal Palavienna di Selargius è tutto, da Alessandro Carta un ringraziamento e un arrivederci sempre su Diretta Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.